di come Venezia potesse vivere la contemporaneità nel rispetto di un linguaggio antico. E quello che mi piace oggi e che ci ha convinto me e Andrea a strutturare questa proposta, e ringrazio anche il nostro consigliere Giulia Foscari che ha dato poi l'input, devo dire, ci ha suggerito questo percorso, è che recuperare e riproporre questi supporti espositivi non solo è un contributo, cioè non è solo un tributo, ma è un contributo perché sono di una modernità incredibile e vi daranno, spero non solo a voi ma ai visitatori, di leggere l'allestimento sia del secondo piano che del primo piano, scoprendo come nel silenzio e nel rispetto dell'opera d'arte Carlo Scarpa abbia creato a sua volta delle piccole opere d'arte dai supporti delle opere, come abbiamo visto anche dei capitelli. Quindi è veramente emozionante per noi oggi ricordare non solo un uomo, ma traghettarlo a chi poi farà anche buon uso di questo input. E do la parola alla mia Presidente Gribaudi, che ringrazio e che prego, Presidente.